e dal sito. Buonasera. Buonasera. Dopo tanto tempo i figli delle stelle Ritornano. sono tornati Siamo qui e quindi voi dormite sani tranquilli? dormite tranquilli, c'è la volante 2 questa notte. Erano anche questo i due agenti uccisi venerdì pomeriggio in questura, due giovani che amavano il loro lavoro. Oltre che colleghi erano anche amici, Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, e l'amicizia traspare da questo video girato dagli stessi poliziotti appena qualche settimana fa, all'inizio di una normale notte di pattuglia affrontata evidentemente con entusiasmo. Siamo qui E quindi voi dormite sani tranquilli? Ma Pierluigi e Matteo erano anche professionisti preparati. Uno dei loro ultimi interventi, solo qualche giorno fa, aveva salvato la vita a un adolescente che voleva suicidarsi gettandosi da un ponte. Il questore Petronzi ha riferito che in quell'occasione avevano dato prova di particolare professionalità e delicatezza e per questo si stava pensando a un riconoscimento ufficiale per entrambi. Commuove profondamente oggi vederli rilassati e sentire le loro voci allegre, testimonianza di quel buon carattere già descritto in più occasioni da amici e colleghi. dormite tranquilli, c'è la volante 2 questa notte. È tutto a posto. Come sempre si inizia figli delle stelle. E quindi speriamo bene e niente. Buonanotte, buonanotte. Ciao. Allora, buonasera e ben ritrovati in diretta a Ring. Sapete, sono stati giorni difficilissimi anche per le nostre emittenti impiegate. Parliamo di Trieste che segue, vede anche Antena 3, perché abbiamo vissuto in diretta tutto questo, perché venerdì pomeriggio, e così abbiamo fatto fino all'1 di notte, abbiamo scoperto insieme che purtroppo non erano feriti ma erano morti i due agenti coinvolti in questa sparatoria. Non possiamo non parlarne anche noi questa sera, non possiamo non tornare su questo, anche perché, e chiederei a Antonio Esposito e Tony Paul di vedere quel video, questa sera vi abbiamo mostrato nei telegiornali questo video shock. Eccolo Alejandro che cerca in tutte le parti della questura, qui sono solo alcuni punti, questo è l'atrio della questura, guardate, ha due pistole in mano e continua a sparare. Qui quando il ragazzo, il piantone, gli spara, lì è dove probabilmente ferisce anche un agente di polizia dopo aver ucciso Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Qui cerca di entrare in una volante e spara a questa Panda, lo rivediamo, spara a quella Panda che è degli agenti della squadra mobile che arrivano sul posto stavano tornando in questura e si trovano un pazzo che spara almeno 15-16 colpi con queste due pistole che ha sottratto ai due agenti che ha ucciso pochi istanti fa. Spara ad altezza uomo, lo vedete molto chiaramente. C'è quel signore col cappotto verde che assiste alla scena, probabilmente non si rende conto ovviamente, ma la sua vita è salva soltanto perché Alejandro prende di mira quel qualcosa che si muove, quella vettura che si muove. Sono immagini, continuiamo, scusami Tony, a vederle. Esce dalla questura che per fortuna è semideserta in quel momento e prima cerca laggiù in alto a destra di entrare in una volante, quindi sarebbe fuggito a bordo di una volante, pensate, con le insegne della polizia, e poi la prontezza di questi agenti che, ecco, lascia questa immagine, capiscono la situazione, fanno retromarcia, a quel punto scendono dall'auto e per fortuna riescono a neutralizzare il 29enne con disturbi psichici, nonostante le fonti ufficiali, gli organi ufficiali non sapessero nulla. Avete visto che abbiamo capito e ricostruito in queste ore come la sua famiglia abbia vissuto anche a Montebelluna, nel Trevigiano, abbia vissuto a Ponte nelle Alpi, dove
pare avesse terrorizzato questo giovane corpulento anche i vicini, la titolare dell'appartamento, che a un certo punto ha dato loro lo sfratto. Allora, prima di collegarci con Trieste, dove c'è un collega di Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, 34 e 31 anni, agente scelto e agente, i ragazzi che hanno perso la vita in questa tragedia senza precedenti a Trieste, ed eccoli qua, felici figli delle stelle, così si definivano, nel pattugliare le notti di Trieste. A sinistra Matteo De Menego, a destra Pierluigi Rotta, il primo di Velletri, il secondo di Pozzuoli. Allora, saluto e ringrazio gli ospiti. Marcello Bano della Lega, buonasera, ben trovato. Questa è la sua poltrona, lo sa. L'onorevole Roger Demenec del Partito Democratico. Massimiliano Barison, consigliere regionale Veneti Uniti. Buonasera. Buonasera, ben trovato. E allora, Tony, se mi aprite il collegamento con Trieste, lì c'è Lorenzo Tamaro, sindacalista del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia. Lorenzo, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora, vi ricordo anche il 351 1755 340 per intervenire in diretta, se volete farlo. Allora, Tamaro, sono tantissime le questioni di cui potremmo parlare. Ora vorrei chiedere a Tony, se dalla regia, se ci ripropone, lo vediamo insieme un attimo, perché magari è una cosa che colpisce molto, l'intervista alla mamma dei due. Oggi nei nostri telegiornali abbiamo capito da alcune fonti, più che indiscrezioni, fonti, che in realtà, e ora si scopre molto di più, Aleandro era lì e tutto questo si sarebbe generato perché voleva sparare al fratello. Quindi i due domenicani arrivano, tra l'altro accompagnati dalla mamma in un'altra volante, alla questura di Trieste, perché Aleandro alla mattina alle 6:40 circa ha rapinato, quindi con violenza e con probabilmente qualcosa atto ad offendere, ha derubato una signora di uno scooter. Nell'arco di poche ore la polizia, grazie alle segnalazioni anche del fratello, ricostruisce i fatti. Il fratello dice: guardate, ho scoperto che Aleandro ha rubato questo scooter, venite qui, venite a prendervelo. Attenzione però che Aleandro ha dei problemi psichici e quindi arrivano le volanti, arriva anche il 118 per tenere tutto sotto controllo nell'eventualità. Nel momento in cui arrivano in questura succede quello che succede, e oggi abbiamo scoperto, poi vedremo le conferme, questo accade perché Aleandro si rende conto che è lì e verrà denunciato, ci sarà qualcosa nei suoi confronti all'interno della questura, e quindi se la prende con il fratello. Oggi ricostruiamo il perché allora il fratello si chiude in una stanza impaurito, terrorizzato, mette una scrivania davanti alla porta perché capisce che ci sono degli spari e che probabilmente Aleandro ce l'ha proprio con lui, e alla fin fine invece quell'altro, il 29enne, prende le due pistole e spara all'impazzata a chiunque. Allora rivediamo l'intervista a Betania, la madre dei due giovani, vediamo. Posso dire che le può dire una persona a un padre che pierde il figlio o a un figlio che pierde il padre, che non c'è parola, non si può dire nulla che possa confrontare un dolore così. Mi dispiace quello che mio figlio ha fatto, mio figlio non è in grado, mio figlio è malato mentale. Così Betania, la madre dell'assassino dei due poliziotti, ha chiesto scusa in lacrime alle famiglie dei due agenti. Nell'intervista girata dall'ANSA, la donna ha più volte rivolto il proprio pensiero alle conseguenze tragiche del raptus omicida del figlio. Noi siamo cresciuti in un ovare cristiano, noi crediamo, abbiamo paura di Dio. Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego a Dio che le dê la pace. Allora. Quindi la ricostruzione della giornata di quel 4 ottobre 2019 che resterà impresso nella memoria di tutti, a partire dalla rapina commessa dal figlio Alejandro, che ha scaraventato a terra una donna in via Carducci nel centro di Trieste, impossessandosi del suo scooter e svanendo nel nulla. Lui ieri mattina ha preso un motorino qua sotto a una ragazza perché diceva la notte prima non mi ha lasciato dormire. Mi diceva che sentiva della voce, che lo stavano perseguitando, che lo volevano ammazzare.
A lei lo diceva? A me. Allora io andavo là in camera mia, dopo io lo dicevo, stai buono, dormiti, che passerà. Mamma, ma tu non vedi, non senti la voce, anche tu non la senti, non lo vedi. E mi vogliono uccidere, non lo vedi. Quindi, prima di denunciare il fatto in questura, dopo il pentimento dell'uomo e l'aiuto del fratello Carlyle, la richiesta di aiuto psichiatrico per Alejandro da parte della madre. Mio figlio, Carlisle, mi ha detto, mamma andiamo dal carabinieri, lui voleva andare dai carabinieri prima, ma io ho detto no, lui ha bisogno prima di un medico, che le den un calmante, un qualcosa, certo, e poi andiamo dai carabinieri, perché sì. sicuramente sta ragazza avrà fatto una denuncia. Certo. E siamo andati là, loro ci hanno spiegato come fare. Mio figlio ha fatto. Poi il viaggio verso la questura dopo la chiamata in centrale, i due fratelli nella volante davanti, la madre nella vettura di servizio che seguiva. Siamo saliti loro in una macchina e io in un'altra. Poi io non ho fatto tempo di uscire dalla macchina perché già sentivo le sparo, loro mi hanno detto mettasi giù. Io sentivo mio figlio che urlava. Quale di tuoi figli? Augusto. Che urlava. E vedevo tutti questi carabinieri, tutte queste sirene, tutti questi spari. Infine, nella tristezza per le famiglie distrutte dei poliziotti e per un figlio accusato di omicidio plurimo, l'ultimo pensiero di una madre in evidente stato di shock. Per vedere mio figlio, voglio sapere se è vivo, se è morto, perché io non l'ho visto. Ma mi state dicendo che lui è vivo, per sì, non l'ho è visto io da sì. ieri che non dove è ferito. È preoccupata giustamente. Tra poco vedremo anche Matteo Salvini, che questa mattina era alla questura di Trieste. Dunque, Tamaro, so che ci sono cose che ovviamente non vuole, non può dire, quindi voglio rispettare anche le indagini per quello che lei eventualmente possa sapere, eccetera, anche dai colleghi, via dicendo. Cosa ci può dire? Partiamo da un ricordo, almeno direi, dei due ragazzi. Ma direi innanzitutto che sono due ragazzi giovani, innanzitutto, come sono tanti altri appunto che lavorano alla squadra volante di Trieste. Rappresentano sicuramente il presente, ma rappresentano anche il futuro della polizia. L'ho detto più volte perché purtroppo fra le nostre varie carenze che patiamo è anche quello, oltre che del personale, anche di un'età media molto elevata. Buonasera. Due persone Buonasera. studenti, due persone allegre. Vai Lorenzo, prego. Due persone allegre, felici della vita, contente del lavoro e orgogliose del lavoro, appunto, della professione che appunto noi svolgiamo per la comunità, e questo credo che traspare anche proprio dal video che avete trasmesso e che appunto lo vediamo su tutte le reti, appunto la gioia anche di fare anche le notti, di lavorare, di essere utili per la società, insomma. Credo veramente una bellissima immagine proprio della Polizia di Stato. Questa. Allora, noi abbiamo mostrato le 7.000 persone in diretta l'altra sera alla fiaccolata, c'è una candela per loro, c'erano i familiari dei due agenti, sono stati momenti davvero toccanti. Allora, è vero che voi avevate segnalato, se possiamo dire qualcosa su questo, più volte negli anni, anche recentemente, che c'è un problema con le fondine o no? Cioè, dove si ripone la pistola, non è in sicurezza? Sì. Ecco, ci vorrebbe una sicura, non c'era il cordino. Certo, è vero. Ora si parla di smart pistole, cioè addirittura le pistole, ma chissà quanto costano, un sacco di 450 euro mi pare solo questo strumento, che quindi riconoscerebbe l'impronta digitale e non consentirebbe a nessun altro di utilizzare l'arma, quindi dell'addetto, dell'operatore. Allora, cosa ci può dire su questo? Allora, è chiaro che non abbiamo le immagini che supportano quello che è accaduto in quei frangenti, appunto, che ha determinato questa tragedia, e quindi esattamente quello che è successo in questo momento non lo possiamo sapere, forse non lo sapremo mai. È chiaro che nel momento in cui vengono sottratte ben due pistole, qualche dubbio sorge, credo sia legittimo.
noi avevamo sollevato appunto dei dubbi anzi non dei dubbi, si erano riscontrate proprio delle rotture nelle fondine, e per questo avevamo già nel dicembre del 2018 appunto segnalato al Dipartimento appunto queste anomalie, queste problematiche. Avevamo fatto un'altra lettera anche il risultato che il giorno 2 di ottobre abbiamo avuto una risposta appunto cioè 2 giorni prima del dramma, dove appunto in sostanza c'è un'attività di verifica interna volta all'individuazione della migliore soluzione da poter adottare al fine di superare le criticità riscontrate, quindi un'attestazione che quando le criticità appunto, ci sono, avevamo sollevato effettivamente insomma no. Criticità ci sono. Allora, aspetti Tamaro, onorevole De Meneche, ha capito che adesso ovviamente arriva un appello forte al governo, no? Il ministro Lamorgese in particolar modo, intanto cosa si sente dire di tutto quello che è successo e poi ci si aspetta un intervento che possa mettere in sicurezza ulteriormente, no? Queste pistole. Beh, innanzitutto sì, il cordoglio, la vicinanza alla famiglia e alle famiglie delle 2 vittime credo sia doveroso, quasi scontato, ma non banale, perché insomma episodi così al di là delle dinamiche sono terribili per le nostre comunità, per comunità che poi vedono tutti i giorni questi ragazzi lavorare al nostro servizio, quindi credo che il sentimento insomma di sconforto ci avvolge tutti. Poi è chiaro che io lascerei, come giustamente mi pare di aver seguito anche dalla descrizione del sindacalista, spazio qui al tema strettamente tecnico, poi la politica dovrebbe esclusivamente seguire la tecnica, cioè quello che dicono gli operatori di polizia, senza inventare nulla, ma finanziando le modifiche opportune per migliorare i sistemi di sicurezza, ovviamente. Sul campo della sicurezza e quindi della prevenzione e delle dotazioni per tutti i nostri agenti, siano questi di polizia come in questo caso, ma di tutte le forze dell'ordine, noi dobbiamo sicuramente fare un grande piano di investimenti per migliorare queste tecnologie, migliorare le dotazioni, e io credo su questo che sia molto importante che la politica lavori in grande sinergia con gli operatori stessi. In questo caso i sindacati hanno segnalato, è giusto che insomma i vertici della Polizia di Stato facciano le indagini e soprattutto propongono delle soluzioni, che devono essere loro però a dire quali, ovviamente, perché sono loro poi che tutti i giorni stanno in mezzo ai cittadini. Però lo dicono anche da tempo, quindi non è adesso diciamo del ministro che è ministro da un mese. Beh, no, è chiaro. Però, un altro punto. Però bisogna ascoltarli, bisogna agire a costi, e lo sappiamo bene. Beh, assolutamente sì, bisogna ascoltare. Ripeto, qui la questione è anche molto molto tecnica, perché adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, ovviamente le foldine devono avere la doppia caratteristica, quelle che possono essere usate ovviamente dall'operatore molto velocemente e che non possono essere ovviamente violate da chiunque altro nella stessa capacità, no? E quindi su questo insomma credo che sia corretto, come dicevo, che ripeto, i vertici dei corpi, non solo della polizia, perché in questo caso parliamo della polizia, ma io credo che a tutte le forze dell'ordine noi dobbiamo dare le giuste dotazioni, e dopo è chiaro, l'unica cosa che può fare è il governo, e che deve fare tutti i governi in maniera trasversale, è poi mettere a disposizione le risorse una volta fatte le scelte, insomma individuate le soluzioni più opportune. Allora qui c'è bisogno ovviamente di rapidità dopo lo shock, dopo il dramma. Prima di Bano e Barison, ci fai sentire Tony Matteo Salvini che questa mattina è andato davanti alla questura di Trieste. È stato veloce e sentito l'omaggio di Matteo Salvini agli agenti caduti venerdì pomeriggio. Il leader della Lega in regione per la festa del Carroccio stamani si è recato in questura. Prima di un colloquio con il questore Petronzi, l'ex ministro dell'Interno ha sostato davanti al tappeto di mazzi di fiori lasciati dai triestini, poi si è fermato in raccoglimento al Famedio all'ingresso della questura. Quindi un breve scambio di parole con i giornalisti e un ringraziamento alla città. Non solo io, anche i familiari, i ragazzi, anche il questore
uno magari, io Trieste la conosco, però magari uno abitando lontano può pensare che sia una città un po' chiusa, un po' fredda, e ringrazio i triestini per quanto possa valere a nome dei colleghi, a nome dei familiari e degli amici, perché l'affetto dei triestini ha lenito almeno in parte l'enorme dolore. Salvini ha espresso al Questore e ai poliziotti l'impegno a livello parlamentare per migliorare le condizioni di lavoro degli agenti. Lavoreremo in Parlamento perché i delinquenti entrino nelle questure, nei commissariati ammanettati, punto. E risolverebbe sicuramente più di un problema. Entro la fine dell'anno entreranno in dotazione anche le prime migliaia di pistole elettriche e anche su questo sarà un passo avanti per la sicurezza sia degli agenti che dei cittadini, e speriamo che anche su questo nessuno abbia da dubitare o rallentare. Il riferimento del leader del Carroccio esplicito è al caso dei 2 americani che mesi fa uccisero un poliziotto a Roma e alle polemiche seguite alla pubblicazione della foto di uno dei 2 ammanettato e bendato. Mi ricordo quelli che hanno aperto un dibattito farneticante quando è uscita la foto dell'assassino americano del carabiniere che aveva la benda e aveva le mani bloccate. Coi se coi mani non si va da nessuna parte. Però se uno entra in questura perché è sospettato di aver rubato, sparato, scippato, rapinato, deve poterci entrare ammanettato, senza che si apra un dibattito sui diritti. Allora, e poi oggi pomeriggio, lo dico, Salvini a Trieste è stato molto criticato da chi del Consorzio Italiano Accoglienza appunto gestisce l'accoglienza diffusa a Trieste, giusto per dirvelo, Gianfranco Schiavone, per questo tema delle manette, eccetera, eccetera. Non so se riesce a far vedere il tablet, Tony. Il riferimento di Salvini era l'episodio degli assassini di Cerciello Rega a Roma, gli americani, insomma quello che aveva la benda e le manette, quella foto diffusa. Vabbè, allora, l'avete buttata in politica? No, beh, innanzitutto vorrei anch'io unirmi alle condoglianze delle famiglie, perché insomma trovo doveroso farle, dovrebbero farle tutti, al di là delle polemiche. Poi parliamoci chiaro, al di là dell'aspetto tecnico, fondina, non fondina, eccetera, qua c'è un problema comunque di base, che è le regole di ingaggio, dal mio punto di vista, che le forze dell'ordine devono attuare e che purtroppo molte volte invece vedono condannare gli agenti perché si difendono o perché rispondono alla provocazione. Qua c'è un problema di base che in questo paese le cose stanno andando al contrario. Allora, se tu gli metti le fascette o gli metti le manette puoi essere condannato, se tu ti difendi, tiri fuori l'arma, puoi avere delle sanzioni disciplinari oppure addirittura puoi perdere il posto di lavoro. Cioè, qua c'è qualcosa che non va, secondo me dovrebbe essere rivista sia il trattamento per quanto riguarda gli indagati o le persone che comunque sono sospette, sì. Sì, quando facevo io militare, per esempio io ho partecipato a una missione estera, si parlava di trattamento prigionieri, cioè quindi mettevi le fascette, mettevi il cappuccio come si doveva fare, perché così dovevano fare. Adesso si apre una polemica infinita per questi fatti qua. Di fatto però le forze dell'ordine in questo momento non sono, dal mio punto di vista, sostanzialmente tutelate. Anzi, se qualcuno si difende o esercita una reazione, molto spesso viene indagato e incriminato, e questo secondo me dovrebbe far riflettere. Tamaro, ci dice una cosa lei su questo? Non si è tutelati, sarebbe molto meglio sul fronte della sicurezza che per esempio si mettessero le fascette sempre anche in casi come questi, oppure in America lo fanno, o è un'esagerazione? Cosa dice lei che queste cose le vive tutti i giorni? Dico che attualmente queste cose non si possono fare perché sennò automaticamente si va a essere indagati, questo è poco ma sicuro. Quindi sicuramente servono degli strumenti normativi diversi che ci diano la possibilità di poter operare in più tranquillità. Ci vuole sicuramente anche delle garanzie funzionali in modo che ci dia più tranquillità
appunto nell'operare, nel svolgere il proprio lavoro, perché oggi come oggi c'è più la paura di appunto subire di essere indagati, di subire una denuncia, che quello di operare in maniera normale. Quindi anche dei protocolli operativi che siano ben chiari, in modo che si possa operare in tutta trasparenza, in tutta tranquillità. Non chiediamo sicuramente leggi speciali o chissà cosa, però la possibilità di lavorare in tranquillità. Li vede gli sms, intanto ne arrivano tantissimi, i delinquenti vanno ammanettati e rinchiusi in una gabbia di sbarre, e chi lavora per assicurare la sicurezza dei cittadini deve poterlo fare in sicurezza, cordoglio alle famiglie. Tantissimi hanno scritto, no? Bisogna ammanettarli, bisogna mettere in sicurezza qualsiasi persona, non sappiamo che cosa possa fare, e questo è abbastanza chiaro. Intanto una nota evidente, riguardavo il video, intanto avete visto anche la fotografia del questore Petronzi che è andato a trovare l'agente invece ferito alla mano, che è stato operato la mano sinistra, perché è appunto ferito in questa sparatoria. Eccolo qui, vi ricordo che Giuseppe Petronzi era stato questore fino a pochi mesi fa a Vicenza, no? Quindi arriva da Vicenza, ora è a Trieste. Cosa serve pagare le tasse se dopo i soldi vengono buttati 50 miliardi all'anno per mandare i militari all'estero? Ma che 50 miliardi? Ma sono molti di meno, ovviamente sono neanche uno mi pare, esatto, mi pare neanche 1 miliardo, però insomma certo che sono soldi, ma non 50 miliardi, dai. Allora, cari italiani, pene più severe ci vogliono, sapete quanti italiani contro ingiustizie vive con lo stress? Vabbè, allora, Barison, perché non abbiamo ancora chiesto un'opinione, una cosa però, prima di Barison, Tamaro, è chiara, questa persona sapeva sparare? Dalle immagini che abbiamo visto io direi di sì, insomma. Sparare così a 2 mani non si improvvisa, credo. Però, insomma, ma chi è allora questa persona? Ci saranno gli esperti che valuteranno. Certo, ma chi è? Perché insomma fare una cosa di questo tipo vuol dire che mi perdoni, che ha tolto la pistola, ha scarrellato quindi per mettere il colpo in canna, ha tolto la sicura, scarrellato e poi sparato? Non è detto. Non è detto. No, non è detto e non diciamo nulla di più perché chiaramente attiene all'inchiesta e vuol dire che c'era il colpo in canna e magari non è giusto, no? Io solo vorrei dire una cosa, ho sentito un inasprimento delle pene, in Italia si inaspriscono spesso le pene, io direi che basterebbero forse che le pene venissero, che ci fosse la sicurezza della pena, basterebbe quello, no? Perché inutile prendere 10 anni, dopo non se ne fa neanche uno, basterebbero magari 5 ma fatti, no? Certo. Faccio un esempio proprio generico ovviamente, no? Allora invece ogni volta sentiamo inaspriamo le pene e dopo non si completano, prego. Ma non c'è dubbio che Trieste oggi e Roma qualche mese fa dimostrano che ci sono dei grossi problemi per quanto riguarda la sicurezza degli agenti ma anche la sicurezza dei cittadini, perché la prima cosa che dico è pensare che dei pazzi scatenati come questo che entrano in questura, prendono la pistola e iniziano a sparare, siano a piede libero in giro per le nostre città, io dico che veramente questa è una cosa molto, molto grave e molto preoccupante. E poi pensare che i nostri agenti hanno sempre 1000 problemi nell'intervenire perché sottoposti a delle leggi che più che perseguire i criminali va a perseguire gli agenti e le forze dell'ordine è un'altra cosa che non funziona in Italia, per cui la cosa che dispiace è che affrontiamo questo tema proprio quando succedono questi casi gravissimi. In realtà dovremmo veramente intervenire preventivamente. Estrema. Una cosa veramente incredibile quello che è successo. Bisognerebbe intervenire per tempo, dare la possibilità agli agenti di intervenire come loro sanno fare, perché io mi fido della polizia e non ho nessun dubbio nel porre dei limiti al loro agire, per cui devono, dal mio punto di vista, proprio perché tutori dell'ordine e della sicurezza, avere la possibilità di intervenire senza porsi dei problemi. E poi, come è stato detto, ci vogliono delle pene che siano certe, non è possibile che uno che siano scontate fino alla fine. E poi alla fine cosa vuol dire? Ma no, poi vi faccio vedere una cosa. A immaginare se questa scena qua fosse avvenuta al contrario. Cioè? I poliziotti che i poliziotti avessero sparato, a quest'ora sarebbero stati linciati, per non dire crocefissi. Questo è il tema. Il tema è che secondo me le forze dell'ordine devono essere in grado di difendersi anche preventivamente. Invece se uno
si difende preventivamente, viene messo sotto processo. È questo che non va. Cioè c'è un problema di base. In America queste robe qua non succedono. In America prima si difende e prima si porta rispetto alle forze dell'ordine e dopo... Modello America, Domenic? Per forza. Non so il modello America, perché poi se leggiamo i numeri, i dati, i dati che sono stati dati, scusate il gioco di parole, pochi giorni fa dal capo della polizia, fra l'altro, e se paragoniamo il rapporto dei morti ammazzati fra l'Italia e l'America, io sto in Italia con grande rispetto e ripeto, lodando l'operato sempre straordinario delle nostre forze dell'ordine. C'è una differenza liberalizzazione dell'uso delle armi, che è una cosa diversa. Devo dire, un conto è liberalizzare l'uso delle armi, un conto è dare fare un ragionamento mani serio libere alle forze dell'ordine. No, noi dobbiamo difendere. Dobbiamo fare un ragionamento serio. Il vero problema dell'America è che liberalizzandole lì si dimostra con i fatti che noi dobbiamo potenziare il sistema pubblico di sicurezza, cioè gli agenti, e non dare in mano ai privati le armi, perché in America, se abbiamo iniziato a parlare dell'America, parliamo dell'America, il problema è un altro, il problema è la violenza privata che viene fatta con le armi, perché l'uso delle armi è molto più permissivo per i privati. Allora noi dobbiamo, e su questo almeno dovremmo avere un punto in cui siamo tutti d'accordo. La sicurezza pubblica deve essere fatta da questi ragazzi, e questi episodi ci devono far capire ancora di più che questi ragazzi, cioè le forze dell'ordine, vanno finanziate e ne vanno seguiti, anche perché adesso, secondo me, la politica deve evitare di fare colei che sa tutto. Affidiamoci all'esperienza dei carabinieri, dei poliziotti e dei loro vertici per dire tecnicamente di cosa c'è bisogno e giuridicamente di cosa c'è bisogno, perché altrimenti poi ci inventiamo delle norme, come è successo nel passato, che non servono a niente, e lo hanno anche detto giustamente. Però ascoltiamoli e dopo facciamo Allora, a proposito di ascoltiamoli, ma davvero un flash. Tamaro, lei che è agente, lei che è poliziotto, lei che è sindacalista, ma le chiedo in una parola, diciamo, in una frase: certezza della pena, vabbè, purtroppo ce lo diciamo tutti, vabbè, lasciamo perdere. Un'altra cosa, un po' più concreta e subito, cos'è? No, pensando a quello che è successo ai ragazzi delle volanti, che sono quelli che appunto operano H24 proprio per la nostra sicurezza, innanzitutto anche di avere degli equipaggiamenti adatti, e la critica anzi i dubbi che sono venuti sulle fondine nasce un po' anche da quello, ma non solo le fondine, anche per esempio i giubbotti antiproiettile. Noi stiamo spingendo da tempo che vengano acquistati per esempio quei giubbotti sotto camicia che pesano molto poco rispetto a quelli che abbiamo in dotazione, quindi possono essere usati durante tutto il servizio e aiutano anche non solo per un eventuale conflitto a fuoco, ma anche per un'aggressione. Voglio anche ricordare che noi come SAP abbiamo contato dal 1° giugno ad oggi ben 189 aggressioni, e non sono sicuramente tutte quelle che sono accadute in Italia, perché ovviamente sono solo quelle che abbiamo contato noi, quindi credo un numero elevatissimo. In tutta Italia, compresa quella dopo la tragedia, a un agente che ha avuto un'ischemia. Allora, vi faccio vedere una cosa, come la fidanzata di Matteo De Menego, uno dei 2 agenti uccisi dal 29enne con disturbi psichici, lo saluta e lo ricorda. Ti voglio ricordare così, amore mio, felice e sorridente. Mi hai cambiato la vita e hai continuato a farlo giorno dopo giorno. Comincia così la toccante lettera che Valentina Saponaro ha scritto al suo fidanzato Matteo De Menego, ucciso venerdì in questura con il collega Pierluigi Rotta. Un messaggio postato dalla giovane triestina sul suo profilo Facebook, commentato da centinaia di persone che le esprimono tutto il loro cordoglio, la solidarietà e la vicinanza. Ti hanno portato via da me, prosegue la giovane Valentina, che confessa: avevamo così tanti progetti in serbo per noi, una casa, un figlio e il matrimonio, ma purtroppo il destino ha deciso così, come ha deciso di farci incontrare e di renderci la vita bellissima insieme, come mai ci era successo. Non c'è rabbia, ma composto dolore nelle parole della ragazza, che rivolgendosi al fidanzato sembra volerlo rassicurare: mi occuperò io dei nostri gatti, della nostra casa, e poi subito gli chiede di continuare a occuparsi di lei, della famiglia e dei tanti affetti.
Reggiana. Pierluigi Rotta e Matteo De Menego sarebbero stati uccisi nel tentativo di proteggere il fratello del killer. Alejandro Augusto, accecato dalla rabbia per essere stato denunciato da Carlise per la rapina dello scooter, avrebbe così voluto vendicarsi sparandogli. Si fa largo questa ipotesi nella ricostruzione dei tragici fatti di venerdì costata la vita ai 2 poliziotti, per cui in queste ore sono molte le voci che si rincorrono per risalire momento per momento a quanto accaduto. Alejandro Augusto Stefan Meran, dunque, secondo le ipotesi che circolano attualmente, avrebbe avuto tutta l'intenzione di sparare a Carlise Stefan Meran, il fratello maggiore, che in quel frangente si trovava assieme a lui in questura, ma in un'altra posizione del palazzo, esattamente nell'ufficio prevenzione generale. Ecco allora che i quesiti si spostano sul perché lo stesso Carlise si fosse barricato nella stanza bloccando l'accesso per poi nascondersi nei sotterranei. La paura di rimanere coinvolto nel raptus di follia del fratello ormai degenerata o l'intenzione di evitarlo di proposito, sentendosi il bersaglio diretto della sua violenza dopo la denuncia per il motorino rubato? Quesiti che non trovano conferme ma arrivano da indiscrezioni. Seguendo il racconto dei fatti, dopo aver rubato l'arma dal poliziotto e aver scaricato numerosi colpi su Rotta e De Menego, Alejandro avrebbe iniziato a urlare cercando proprio il fratello che in quel momento si stava nascondendo. Nel frattempo la decisione del giudice nei confronti dell'omicida è quella del carcere. La destrezza a usare l'arma, la pericolosità, l'aggressività dimostrata. Alejandro Augusto Stefan Meran è stato trasferito al penitenziario del Coroneo dopo le dimissioni dall'ospedale di Cattinara, dove è stato piantonato e ricoverato a seguito della ferita infertagli per bloccare la sua furia omicida, costata la vita ai 2 giovani poliziotti Rotta e De Menego. In una nota diramata dall'Auschwitz, Alejandro riceverà tutte le cure sanitarie del caso, così come gli altri detenuti che necessitano di assistenza. Il suo utilizzo delle armi, la pericolosità constatata dagli inquirenti e il suo stato psichico non hanno lasciato dubbi al magistrato di turno, che ha deciso dunque per il carcere a fronte della richiesta del legale dell'indagato che aveva chiesto la custodia domiciliare nell'abitazione della madre. Oggi si è preso inoltre che la procura intende chiedere una perizia psichiatrica su Alejandro Augusto Stefan Meran. Infine, gli esami autoptici sui corpi degli agenti uccisi nella sparatoria di 4 giorni fa saranno compiuti mercoledì prossimo. I magistrati hanno già trasmesso l'incarico relativo. Allora, Tamara, abbiamo detto qualcosa di sbagliato per quello che può dire? Ma, credo che sia ancora delle ipotesi, quindi io credo possano anche essere fondate o meno, ma insomma mi sembra una ricostruzione che possa essere verosimile, insomma credo, ma insomma però non conosco tutti i dettagli onestamente, quindi non... Allora vi faccio vedere una cosa, Tony, l'ultima, poi salutiamo Tamaro. Ponte nelle Alpi, oggi con Tiziana Bolognani siamo andati a vedere perché abbiamo scoperto appunto che lì avevano vissuto fino all'anno scorso per un breve periodo anche a Montebelluna prima, quindi nel Trevigiano, ora nel Bellunese e quindi adesso invece a Trieste. Vediamo. Noi sappiamo che questi 2 personaggi arrivavano dall'Aquila con un permesso di soggiorno, uno ha una carta d'identità di Montebelluna, del comune di Montebelluna, il secondo dell'Aquila e dall'Aquila si trasferivano dalla città di Udine. Alejandro Augusto Stefan Meran e il fratello Carlyle, rispettivamente di 29 e di 32 anni, arrivano a Ponte nelle Alpi fra i mesi di aprile e maggio di 2 anni fa. Prima ancora gli accertamenti anagrafici li collocano entrambi all'Aquila con un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciati dalla questura del capoluogo abruzzese e successivamente fra la città di Udine e quella trevigiana di Montebelluna. Entrambi risultano collaboratori rispettivamente come autista e magazziniere della società di spedizionieri TNT Traco di Belluno. Una coppia itinerante, dice il sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini. Su questo insomma bisognerà anche indagare e fare tutte le verifiche necessarie. Alejandro Meran e il fratello Carlyle hanno vissuto in questa palazzina a Pian di Vedoia, è una località del comune di Ponte nelle Alpi, siamo affacciati alla statale 51 di Alemagna a poche centinaia di metri dall'ingresso della A27. Questa è la palazzina dove hanno vissuto per poco più di un anno, sino all'agosto dello scorso anno. Una casa d'appoggio, spiega il sindaco, utilizzata fino all'estate 2018. Il 30 maggio 2019 l'ufficio anagrafe del comune, in seguito a controllo dei residenti, inserisce il nucleo nel faldone degli emigrati. Con Alejandro e Carlyle anche Manuel Annunziantini e Morando Morillo, entrambi della Repubblica Dominicana.
questa famiglia, questo gruppo di persone non ha mai fatto richiesta né ai nostri uffici né neanche ai servizi sociali, quindi per noi è stata veramente una novità e un colpo anche particolare per la nostra comunità. La comunità di Ponte nelle Alpi ha espresso cordoglio, vicinanza e solidarietà alle famiglie dei 2 agenti assassinati a Trieste e alla Polizia di Stato. Domenico, lei che è bellunese, sapeva? No, io non lo sapevo, mi No, pare dico, che anche... adesso... Ah beh sì, adesso sì. Sì, adesso sì, ho visto la notizia, mi pare che la definizione del sindaco di Ponte nelle Alpi sia quella più giusta, erano molto itineranti, perché Montebelluna, Udine, Trieste, Ponte nelle Alpi, eccetera, eccetera, ci si fermavano poco, anche se poi la cosa strana è che non aveva dato nessun tipo di segnalazione ufficiale né ai servizi sociali né del disagio psichico, no? Del disagio. Quindi qui secondo me oggi ci dovranno essere delle indagini serie, se abbiamo fiducia in quei poliziotti, in quelle forze dell'ordine, adesso è compito loro fare una chiarezza anche su questo aspetto, cioè sulla capacità di intendere e di volere di questo personaggio, in modo da evitare qualsiasi forma di sconto di pena non previsto in questo caso, perché insomma ci sarà da capire come... C'è nessuno sconto di pena per Aleandro che ha compiuto queste cose nonostante il disagio psichico, che tra l'altro non è riconosciuto perché non c'è un intervento ufficiale. Innanzitutto bisogna riconoscerlo, la legge è molto chiara da questo punto di vista, quindi, la procura però ripeto, noi dobbiamo, secondo me, le istituzioni devono continuare, l'abbiamo detto prima, ad avere fiducia delle istituzioni, in questo caso di chi dovrà fare le indagini e approfondire fino in fondo cosa sia successo. Ovviamente mi pare che anche la prudenza di uno degli operatori e del sindacato, di un poliziotto, vada assolutamente in questo senso. Allora rispondo a questo sms, poi Tamaro ce n'era uno per lei prima sul caricatore che vorrei, se ci può aiutare tecnicamente. Qua dicono ma bisogna chiedere, ho capito bene, ha ucciso 2 poliziotti, beccato in flagranza, ma devono chiedere a un giudice di convalidare la detenzione per pericolo di fuga. Allora sì, perché? Perché la difesa ha detto domiciliari. Invece il giudice, no, per fortuna almeno, ha detto è un atto dovuto magari in entrambi i casi, per carità, però il giudice ha detto no signori miei, questo è pericoloso, ha dimostrato pericoloso, problema psichico presunto, almeno da quello che abbiamo sentito dai familiari, su questo, no? Credo che sì. E per di più mi pare scontato, è uno che ha dimostrato di saper sparare, no? Quindi per forza sta in galera. Magari, ma non è mica tanto scontato. E dice per la giustizia italiana? Ah, assolutamente sì, cioè non è mica tanto scontato. Io ricordo sempre per esempio lo spacciatore di Padova nel 2015. Quanto ci è voluto per allontanarlo? Che ha coltellato 2 carabinieri, il giorno dopo il giudice l'ha rimesso in libertà perché non costituiva pericolo. Io non so a questo punto in questo paese per andare in galera cosa uno deve fare, deve proprio impegnarsi. Quindi io non ho assolutamente... Qua apriamo un altro capitolo per quanto riguarda la giustizia, sinceramente se vedo certe decisioni dei giudici su chi si difende in casa propria e su come va a finire il risarcimento ai ladri, cioè io mi pongo delle domande. Allora, Tony, ci fai vedere l'ultima volta e salutiamo Tamaro, il video shock diffuso appunto questo pomeriggio dalla questura in cui si vede Aleandro, il 29enne con problemi psichici, girare, sparare per tutta la questura fino ad arrivare fuori e aggredire anche gli agenti della squadra mobile in arrivo con quella Panda grigia, guardatelo, non si capisce se ha già in mano 2 pistole in quel momento. Sì, ce l'ho già, adesso qui sì, non quando c'è quella stanza, non riesco a capire, forse se rivediamo il video qualcosa in più riusciamo a intendere, perché può essere lì, avendo già ucciso almeno un agente, poi abbia preso l'altra pistola, oppure nel primo momento nella stanzina deve ancora uccidere purtroppo Matteo Domenico. No, ne ha una, bravissimo Tony che hai fermato questa immagine, quindi qui probabilmente ha già ucciso Pierluigi Rotta, l'agente che lo accompagnava pare in bagno, e quindi lo uccide sul colpo rubandogli la pistola, poi lo uccide e poi uccide quando sente i colpi di pistola. Domenico si avvicina e quindi viene ucciso anche il ragazzo di Velletri, il secondo agente. Allora Tamaro, chi è questa persona? Siete riusciti a capirlo? Ma no, nel senso no che non siamo riusciti a capirlo, sinceramente non lo so, penso che ci vorrà del tempo per capirlo. È chiaro uno che sa usare le pistole, una persona che spara in quella maniera,
A mio giudizio personale direi proprio di sì, però un'arma non si usa così con questa facilità la prima volta. O è un bravissimo principiante oppure evidentemente ha già utilizzato armi in passato, insomma, credo. Senta, l'ultima cosa penso che non serve dicevano... neanche essere un poliziotto per capire questa cosa. Esatto, almeno noi da profani pensiamo così. Allora, un SMS le chiedeva, ma il caricatore non dovrebbe essere in un'altra tasca rispetto alla polizia? Va bene, ho capito. Per quello che ci può dire, se lo possiamo dire, almeno all'interno della questura, no, non so. Allora, innanzitutto, no, il caricatore sta all'interno della pistola, è previsto, anzi ne abbiamo 2 di caricatori, per dire la verità, quindi... Anzi, ancora meglio, dovremmo averne 2 di caricatori. Purtroppo anche su quel discorso lì non tutti, perché c'è anche questo problema, come non ci sono giubbotti antiproiettili per tutti, non ci sono secondo caricatore per tutti, e questa è una delle problematiche. Oppure, come può essere accaduto forse in questo caso, nel caso in cui si rompe la fondina, magari non ce n'è una da dare in sostituzione, questo è il problema. Ma che neanche abbiamo noi, Salvini quindi però è stato ministro 14 mesi, lo dica a Bano. Ho capito, ma ci sono anche 10 anni di tagli trasversali che hanno debilitato il sistema sicurezza in una maniera gravissima. Mano? No, era cambiato. Quindi io credo che non si possa recuperare in un anno o poche giornate come dalla Lamorgese. Io ho parlato con alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine che vedevano da quando c'era Salvini, adesso non per polemizzare, per l'amore di Dio, o per metterla in politica, dove il rapporto comunque era cambiato con certi personaggi. Ho detto adesso ci temono, che è una cosa diversa, e stiamo iniziando a vedere dei cambiamenti. Anche il decreto sicurezza doveva ancora essere approvato, il decreto sicurezza bis era molto apprezzato dalle forze dell'ordine, contrariamente magari a una parte politica, però adesso non voglio mettere in politica perché non è questo, penso, il tema della serata in questo momento qua. Cioè, purtroppo è successo un fatto grave, dovrebbe fare riflettere la nostra governance, i nostri politici, e quindi io lascerei perdere le polemiche su quello che faceva Salvini o su quello che non stanno facendo questi. Allora, prima di chiudere questa pagina, Tony, ci fai vedere Zaia, perché c'è stata un'altra aggressione, l'ho detto anche in un'altra parte d'Italia, qualcosa anche nella regione Veneto, forse l'avrete visto e sentito, e Luca Zaia commenta questo ai nostri microfoni. Vediamo. Vanno difesi i nostri uomini e donne delle forze dell'ordine, non deve essere una difesa di parte, è un dato di fatto, sono delle istituzioni che si occupano della sicurezza di noi cittadini. Dall'altro penso che tutti questi episodi ci insegnano una cosa, la necessità di dare la possibilità a questi signori di fare il loro mestiere e farlo per bene, modificare ovviamente le norme, e siamo ancora in un paese nel quale ammanettare un delinquente è quasi un sopruso. Io dico, se c'è chiunque viene fermato e c'è una necessità di ammanettarlo, è giusto che venga ammanettato, perché anche la partita delle manette è una partita fondamentale, visto e considerato che quelle sono un'azione di contenimento che potrebbe evitare un sacco di guai. Il governatore Zaia commenta così l'ennesima aggressione a danno delle forze dell'ordine. 4 agenti di polizia infatti sono stati aggrediti a Venezia dalla stessa persona a poche ore di distanza. Si tratta di un senzatetto rumeno 35enne con problemi psichici più volte segnalato e denunciato. Il primo episodio venerdì alla stazione Santa Lucia, dove l'uomo spesso si aggira cercando lo scontro perché pretende di mangiare nei bar senza pagare. A essere preso di mira in questo caso un agente della Polfer intervenuto per identificarlo e che si è ritrovato ferito. Il 35enne è stato arrestato ma subito liberato in attesa della perizia psichiatrica. Domenica mattina però si è verificato il secondo episodio che ha richiesto nuovamente l'intervento della polizia ferroviaria. L'aggressore ha colpito 3 agenti provocando a uno la frattura del polso con una prognosi di 30 giorni, agli altri 2 lesioni meno gravi con 15 e 5 giorni di prognosi. L'uomo è stato nuovamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ma questa volta il PM ha deciso di mandarlo in carcere in attesa della convalida.
Gli episodi sono stati commentati dai sindacati di polizia, SIULP e SAP, che hanno evidenziato il problema della sicurezza per il personale delle forze dell'ordine, posizione condivisa anche dal governatore veneto, che si mette a disposizione del collega friulano dopo il barbaro omicidio di 2 agenti a Trieste. Noi oltre a partecipare al cordoglio, a essere vicini alle famiglie, tutto quello che possiamo fare, assolutamente noi ci siamo, poi coscienti del fatto che la partita non riguarda la nostra regione da un punto di vista territoriale, con il massimo rispetto poi per tutte le iniziative che farà il collega Federica, che noi sosteniamo, quello che ci fosse chiesto anche di sostenere iniziative, assolutamente sì, soprattutto a favore delle famiglie. E a proposito, adesso vi facciamo vedere rapidamente invece il Consiglio Comunale di questa sera di Trieste era convocato, ma in realtà tutti vestiti di nero, era un lutto, nei giorni scorsi era giornata di lutto, sabato lo sapete, e poi questa sera semplicemente hanno accolto le forze dell'ordine, hanno accolto il questore, il prefetto Valenti, ecco vedete il sindaco lì seduto, e dopo insieme hanno portato una corona che adesso vedremo nell'atrio della questura. Intanto restiamo con queste immagini, quindi l'omaggio questa sera, restiamo con queste immagini, c'è anche il vescovo di Trieste, Monsignor Crepaldi. Tamaro, ultima cosa, mentre continuiamo a vedere le immagini, ora come stanno i colleghi? Cioè, questa è la preoccupazione anche dopo l'eccezionale dimostrazione di vicinanza da parte della città? Innanzitutto la partecipazione della cittadinanza è stata veramente esemplare, una cosa senza precedenti penso per Trieste. Questo fa piacere perché dà quel senso che la gente veramente, la brava gente è veramente con noi, e con la Polizia di Stato e con le forze dell'ordine. Anche la mattina, quel momento che tutte le pattuglie dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Penitenziaria sono venuti sotto la questura a fare un saluto appunto ai colleghi, è stato un momento di fratellanza, perché in realtà i problemi che ha la Polizia di Stato li ha anche le altre forze di polizia. Queste cose qua sono cose che segnano, sono molto importanti, però oltre a questo momento appunto di dolore c'è anche molta rabbia, dobbiamo anche pensare al futuro e assolutamente dare un cambiamento a questo modo di pensare la sicurezza. Bisogna migliorarla, bisogna assolutamente investire. Spiace che nella programmazione non si abbia visto una così attenzione particolare dal punto di vista economico per il futuro. E invece bisogna dare una svolta, bisogna assolutamente investire di più sulla sicurezza. Qui stiamo vedendo le immagini invece dell'omaggio a Padova, tutte le città lo hanno fatto, quelle sirene che suonano all'altare della patria, quelle sirene ovunque unite, ed è stato un segnale bellissimo. Tamaro, la salutiamo, grazie. E un abbraccio fortissimo a lei colleghi. Grazie a voi. Vi faccio vedere solo, grazie a Tony che ha preparato la slide, c'è un modo per aiutare le famiglie degli agenti dei carabinieri non solo nel nostro paese che non ci sono più, ma degli agenti in questo caso, e in particolare il fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato. Questo è l'Iban causale, lo lasciamo qui in onda, a favore dei familiari in questo caso di Matteo De Menego e Pierluigi Rotta. Purtroppo è un fondo sempre attivo perché purtroppo è un bollettino che si aggiorna, e in questo caso appunto la causale deve essere a favore dei familiari di Matteo De Menego e Pierluigi Rotta. Voleva dire qualcosa Mano? Poi arriviamo ai temi economici. Ecco, facciamo l'esempio, prima abbiamo visto il questore Calia che deponeva una corona per Matteo e per Luigi Rotta. Ecco, io ricordo a tutti, per esempio, tanto per avere la visione, per esempio, della responsabilità che si prende la classe politica, a Padova sono state chieste le dimissioni del questore da parte di una parte, scusate il gioco, dell'amministrazione comunale, perché ha usato la forza durante una manifestazione non autorizzata dei centri sociali. Quella dei centri sociali, gli scontri di qualche mese fa. Sì. Allora, questo è l'esempio che non dobbiamo assolutamente seguire, che è quello di perseguire il questore perché usa la forza contro i violenti. Allora, qua bisogna capire da che parte stare, se stare con i buoni o se stare con i cattivi. In maniera molto semplice. Qua la politica deve fare delle scelte, e mi rivolgo soprattutto alla politica di sinistra,
Questo è quello che penso sinceramente. Domenech? Sì, delle scelte di concretezza, perché nelle parole finali ci sta anche un pezzo della soluzione. Qui c'è bisogno di poche chiacchiere, bisogna stanziare delle risorse soprattutto. Io non sono convinto e sono molto d'accordo col sindacalista quando dice che non è poi così necessario nel nostro ordinamento inasprire le pene, ci vuole l'accettezza della pena, ma ci vogliono le risorse. Il dato di fatto, per fortuna non l'ho detto io, il dato di fatto che in questi anni, non è che in questo anno e mezzo sono state pianificate delle risorse nella disponibilità, si è fatto sicuramente tanto da un punto di vista mediatico, sicuramente poco da un punto di vista concreto, perché siamo alla vigilia della legge di bilancio e allora se siamo persone serie con i piedi per terra dobbiamo stanziare delle risorse e poi un'altra cosa, e non pretendere che sia la politica a decidere come investirle, dobbiamo mettere delle risorse nella disponibilità dei tecnici di tutte le forze di polizia, giustamente lo ha detto bene il sindacalista, e mettere a disposizione le migliori strumentazioni. Questo dobbiamo fare, oltre che lavorare sugli organici, insomma alcune cose bisogna farle, però bisogna fare delle concretezze, perché altrimenti nell'ultimo anno abbiamo chiacchierato tanto ma agito poco dal punto di vista delle leve di bilancio, non c'è niente in bilancio, questo è il dramma. Sì, però anche noi come Regione Veneto abbiamo approvato una legge, noi come Regione Veneto proprio verificando che ci sono queste scarse risorse a disposizione delle forze dell'ordine, abbiamo approvato ancora 3 anni fa una legge dove prevedevamo di mettere a disposizione dei fondi per poter da una parte pagare le spese legali di quegli agenti che si trovano ad essere processati e dall'altra anche per anticipare quelle che potevano essere le spese per curarsi. Ecco, questa legge approvata in Veneto è stata impugnata dallo Stato, il quale ha sostenuto che essendo la sicurezza una materia di competenza del governo, la Regione non può mettere un euro a disposizione delle forze dell'ordine. Questa è una grande assurdità dal mio punto di vista, perché se qualcuno cerca di sostenere economicamente le forze dell'ordine si trova poi a vedersi impugnati i propri provvedimenti, allora che lo Stato faccia la sua parte, perché altrimenti, voglio dire, continuiamo a parlare ma di fatto non viene fatto nulla proprio per aiutare i nostri agenti. Allora, va bene, chiudiamo questa parte, ci rivediamo tra pochi secondi e parliamo della manovra di governo, le ultime novità e i commenti insieme. A tra poco. Allora, torniamo in diretta. Bano, cominciamo da lei. Cosa non va di questa manovra annunciata, quello che ci ha capito? Poi Domenech, Barison? Intanto che è una manovra fatta dai comunisti, siccome il governo è comunista addirittura? Ex comunisti, quindi una cosa sarà assolutamente certa. Non so se Domenech si sente da comunista, però... mi fa sorridere perché credo che i cittadini... È un governo giallo-rosso a trazione più rossa che gialla. Perché io dovrei dire che voi facevate le manovre dei fascisti? Io? No, non lo so. Se usiamo gli stereotipi per convincere i cittadini, già questo inizio è straordinario per non parlare dei temi. Parliamo di cosa facciamo per i cittadini più che degli stereotipi. Di una cosa sono sicura, le tasse saranno aumentate, perché voi venite da quell'ideologia là, quindi non serve. Ma le clausole da 23 miliardi chi le ha messe? No, iniziamo. Le clausole di IVA da 23 miliardi, uguale 600... No, come l'Europa, c'era un governo e avete fatto il bilancio, è incredibile. E ai cittadini costava... Hanno governato con... Le clausole da 23 miliardi, chi le ha messe? Mi risponda. Renzi, no, Gentiloni, la clausola aumento IVA 2018 su 2019. Letta, scusa, avevo dimenticato. Allora, questo è il sistema per non parlare mai dei temi delle cose. Questo è un sistema che è veramente incredibile. Parliamo dei temi. Chi le ha messe le clausole di salvaguardia a 23 miliardi? Chi voleva aumentare l'IVA? Chi voleva aumentare l'IVA? Già i cittadini si rendono conto che non risponde, quindi chi voleva aumentare l'IVA? Posso? Chi le ha messe? Se mi fa parlare posso anche rispondere. Se lei continua a interrompere non riesco a rispondere. Ma deve rispondere però, allora, perché altrimenti... le sto dicendo che se c'è una cosa che è assolutamente certa è che le tasse aumenteranno. Questo è un dato di fatto, perché qualcuno deve pagarle. Quindi, da quello che ho letto io della manovra e da quello che ho capito, sicuramente voi avete messo dentro la
finanza creativa con 7 miliardi per recuperare l'evasione, e voglio vedere come fate a recuperare, visto che ne avete recuperati quest'anno 370 milioni di euro. Quindi sono qua, se io avessi fatto in bilancio, se io avessi messo a bilancio una posta del genere, probabilmente mi avrebbero indagato per falso. Comunque va bene. Poi volete mettere, almeno sempre da quello che si legge, perché la manovra definitiva non c'è ancora, avete messo le famiglie, avete trasformato le famiglie in sostituti di imposta per colf e badanti. Volete mettere... Cioè devono pagare loro le tasse. Esatto. Sì. Poi avete messo il ticket, volete mettere il ticket in base al tipo di reddito delle persone. Poi volete, almeno sempre da quello che si legge, aumentare di 5 centesimi le accise per recuperare un miliardo, visto che ogni centesimo per ogni accise sono circa 200 milioni. Dopo cos'altro? Ah sì, volete togliere le detrazioni, quindi di fatto anche quelle, togliendo le detrazioni e le agevolazioni, di fatto comunque aumentate ancora anche le tasse. E ditemi voi se questa non è una manovra. Poi ricorderete, settimana scorsa abbiamo vissuto in diretta la conferenza stampa di Conte e il ministro Gualtieri dell'economia che presentavano quello che finora si sa della manovra. Sì, poi giustissimo questo, infatti abbiamo già fatto l'osservazione ai giornalisti di Venezia, non vi preoccupate. Poi guarda il contante, cosa che volete mettere ancora? La tassa sul prelievi, l'uso delle carte di credito, carte bancomat, però rimodulazione, ricordate, poi se ne è parlato per una settimana, quella sera sull'IVA, la rimodulazione dell'IVA era stato subito tema di dibattito e poi lo è stato infatti in settimana. Allora De Menico cosa risponde? Noi ci siamo trovati, Mano e poi Barison. No, ci siamo trovati tranquillamente, cioè 7 miliardi di lotta all'evasione. Ci siamo trovati tranquillamente con un governo che ci aveva dato l'aumento dell'IVA, 23 miliardi messi dal governo Salvini, precisamente. Se qualcuno può smentirmi deve portarmi però la legge di bilancio oggi in vigore, perché altrimenti raccontiamo bugie, cioè quella gli spettatori del 2018 fatta dai giallo-verdi sul 2019. Sul 2019 scattava vuol dire 600 euro in più per ogni famiglia, dati Istat. Noi queste le abbiamo salvate, cioè le abbiamo tolte. Questo è scritto nel DEF, nella nota di aggiornamento al DEF che approveremo giovedì. Dico questo perché o iniziamo in questo paese a fare un esercizio di tranquillità e serietà e dire la verità, perché con gli slogan, la campagna elettorale non si va da nessuna parte. Allora, questo faremo, questo c'è scritto, e faremo, lo dico, faremo esattamente l'opposto della propaganda che ho appena sentito. Esattamente, per i cittadini il contrario, non vi racconteremo le solite balle, questa è la verità. E io voglio dirlo, una manovra con i piedi per terra che dice ai cittadini quello che è veramente possibile fare, e ovviamente che punterà a non alzare le tasse, e non le alzeremo le tasse, e a ridurre il cuneo fiscale, perché saranno queste, e quindi... Sì, però visto che alla fine sono 40 euro per l'anno prossimo, metà anno, allora, sono pochini, fra un governo che aumentava l'IVA, che sono loro, e prendeva 600 euro dalle tasche dei cittadini, e un governo che non aumenta l'IVA e che ne mette 40, io preferisco il secondo. E così ci siamo capiti molto chiaramente quali sono gli scenari. Però il vero problema è, noi possiamo continuare in questo paese, io lo dico perché ho 3 figli, a continuare a dire balle ai cittadini nell'eternità? Io, per rispetto delle nuove generazioni, cioè di quelli che oggi non sono nemmeno maggiorenni, inizio, e come ho sempre fatto nella mia carriera, sia di amministratore che adesso in Parlamento, a dire esattamente e semplicemente la verità rispetto alle cose. Io credo che noi dobbiamo fare poche cose chiare, ma fatte bene, senza promettere cose che non vengono realizzate. E sulle accise una sola cosa. Non vorrei che iniziassimo un'altra campagna elettorale in cui venivano abolite le accise. Era un altro personaggio che lo faceva. Se volete faccio vedere i manifesti della campagna elettorale 2018 di Matteo Salvini. Onestà, e accade proprio a Belluno, dopo Vaia. Salvini lo abbiamo chiesto, era in collegamento in diretta, e lui disse ma quello con un governo di centrodestra. Ormai il governo era diventato Lega 5 Stelle, quindi non si tagliava le accise. Allora ha ragione Salvini sicuramente, e allora le aumenterà le accise. Quando uscirà il documento economico finanziario, cioè la ufficiale, esatto. La nota di aggiornamento è giovedì. Quando ci sarà veramente chiara la legge la di manovra, bilancio il 31/12. benissimo.
io ho il piacere, avrei il piacere comunque di tornare con Domenech. Vabbè, poi noi balle non le raccontiamo, questo è chiaro. Io ho detto solo una cosa, che noi balle non le sarò raccontiamo. molto contento di essere smentito. Sì, vedrete quello che succede. Marison, lei cosa dice? Le clausole c'erano o no? Perché non ha risposto. Chi le ha messe? Sono le Le clausole da un po' di anni che vengono ma quelle da 23 rimandate miliardi, il record del mondo da 23 miliardi hanno messo l'ultimo governo. Un po' tutti i governi si sono... E su questo sono d'accordo con questo intervento, perché ha ragione, anche questo sarebbe un esercizio di serietà trasversale, cosa però l'ultimo governo non ha fatto, questa è la verità. È da un po' di anni che si trascinano che voi state governando con i 5 Stelle. Alla fine secondo me il problema è che questa manovra finanziaria deve tener conto di tutta una serie di pesi e contrappesi all'interno della maggioranza, pertanto penso che non sarà una manovra che rilancerà l'economia di questo paese, cosa che si aspettano gli imprenditori piuttosto che i lavoratori, che si aspettano di avere qualcosa di più in busta paga, perché da una parte abbiamo Renzi, dall'altra abbiamo i 5 Stelle, dall'altra abbiamo Conte, dall'altra abbiamo il Partito Democratico, dall'altra abbiamo l'EU, e quindi abbiamo tutta una serie di equilibri da tenere, per cui questa è una manovra che cercherà di tirare avanti in qualche maniera, anche appoggiandosi dal mio punto di vista su delle entrate che sono molto dubbie, perché la questione dei 7 miliardi sull'evasione fiscale, che sono i soldi che devono tenere in piedi la manovra finanziaria, io ho dei forti dubbi che alla fine saranno trovati. Questa cosa dell'utilizzo delle banche, delle bancomat, l'incentivo a utilizzare il bancomat, ma l'incentivo è una questione che secondo me va a penalizzare soprattutto le persone anziane. Io guardo soprattutto a queste, penso a mia mamma, penso a chi ha più di 70 anni, che non ha mai avuto una carta di credito e che non intende assolutamente... ma ce ne sono tantissime che non ce l'hanno, sono tantissime che non ce l'hanno, e chi sono? Sono soprattutto le persone di una certa età, i quali avranno costi aggiuntivi da pagare per redistribuirli a qualcun altro. Ma secondo me il vero tema è quello che bisogna avere il coraggio di tagliare la spesa pubblica improduttiva. Questo è il tema, secondo me, che bisogna affrontare. In questa manovra, ha detto subito, prima la nota ma non del ci sono, e poi ha detto il non ci sono ministro posti di subito bilancio tagli importanti su questo. No, non c'è niente. Spending review che sentiamo da tra l'altro sulle carte di credito va bene utilizzare le carte di credito, il bancomat eccetera, però almeno togliete le commissioni, al Marco Queo, perché se alla fine dobbiamo sempre fare i soliti regali alle banche torniamo sempre punto a capo. Però vedo questo non dice, non risponde. Questo è un tema soprattutto per gli artigiani. Parliamo anche della lotta all'evasione, I 7 miliardi. No, però togliere le commissioni, dicono no, perché non è artigiano, io voglio andare a pagare anche, non dico il caffè, ma più o meno con la carta, perché è un incentivo a combattere l'evasione, però l'artigiano, il commerciante eccetera non può pagare le commissioni. Giustamente maggiore rispetto al valore di quello che assolutamente vero, c'è un problema di commissioni sicuramente, c'è un problema, ma secondo me l'impostazione che è esattamente il contrario di quello che succedeva un tempo, quindi cerchiamo di stimolare il passaggio graduale, perché è vero che c'è una fetta di popolazione che è in difficoltà, quelli più anziani, ma le togliete le commissioni. Di passare da una fase in cui tutti pensavano di penalizzare chi usava il contante, noi no, abbiamo detto un'altra cosa, cerchiamo invece di premiare chi usa il digitale, così chi vuole continuare a usare il contante può usarlo esattamente come oggi, ma chi fa questa transazione pianino pianino verso il digitale, d'altronde io ho sentito anche tantissime polemiche, fra l'altro ho fatto un lunedì all'interno delle aziende, un processo che è iniziato con il nostro governo precedente e che è continuato giustamente, perché anche voi avete fatto qualche tentativo, no? Che è la fatturazione elettronica e la transazione anche lì digitale delle nostre imprese. L'avete fatto voi, comunque noi l'abbiamo. Ma voi l'avete continuato, certo. Per una volta che faccio un complimento, no, ma io dico, ho incontrato le aziende, che è passato un anno, e i primi risultati positivi si iniziano a vedere, dobbiamo continuare e battere su quella strada della tecnologia e dell'adeguamento tecnologico, anche per far diventare più competitivo il sistema produttivo e il sistema della pubblica amministrazione. Questi due sistemi devono diventare più produttivi, con la tecnologia si può fare e soprattutto con la tecnologia si può ovviamente mettere in atto un sistema serio di lotta all'evasione fiscale che può, perché ha detto una cosa banale e semplice, no? Se tutti pagano le tasse le paghiamo tutti meno, questo lo diciamo da 25.000 anni, dobbiamo iniziare a fare delle azioni pratiche e ripeto, il passaggio graduale verso la moneta digitale, che poi è un parolone grosso, stiamo parlando di fare né più né meno di quello che stanno facendo tutti gli stati europei come i nostri, cioè
implementare la tecnologia, No, chiamiamola com'è. Al di là delle polemiche, posso sapere dove pensate di recuperare questi 7 miliardi all'evasione? Sì, abbiamo una serie di azioni, insomma, dalle operazioni estere, perché su questo il ministro Gentiloni sta facendo un'operazione molto importante, stiamo parlando noi... Cosa vuol dire? Far rientrare i capitali? Beh, possiamo no, la tassazione di più, la dico come la web tax o la Google tax, la chiamiamo col nome e cognome, no? Se ne parla da troppi anni, ma è una... Allora queste sono le cose concrete che vanno a vantaggio dei cittadini italiani ed europei tutti. Per non far pagare gli artigiani più di quello che pagano i grandi Google, eccetera. C'è un tema enorme anche sulle vendite dei grandi beni energetici, gas e carburante che vengono dall'estero, e quindi ci sono evasioni di IVA enormi con transazioni fra estero su estero. Adesso non vorrei andare nel tecnicismo, ci sono tanti punti. Dopodiché c'è anche la gestione quotidiana, e per quella fattura elettronica, moneta digitale, incentivazione dell'utilizzo digitale, non punire. Ho capito cosa dice, però parlando di benzina, ma non punire gli ottantenni che magari hanno, no? Però io dico una cosa, avviare a un percorso di rinnovamento tecnologico, quello sì è doveroso. Però scusi, sulla benzina, e poi se c'è qualcosa di illegale è chiaro che deve essere colpito, però sono anche le pompe bianche, no? Che fanno... Quindi sono quelle in cui paghiamo meno la benzina, ci sono due forme, ci sono la parte illegale, che è italiana e estero, cioè ne abbiamo di tutti i tipi, e quelli vanno ovviamente punite, ma c'è anche una parte regolamentare, nel senso che quando parliamo delle grandi vendite online è un fronte, la famosa web tax, è un fronte enorme che vede il nostro paese, ma a dire la verità non solo il nostro paese, perché l'Italia da sola penso che si passa per l'Europa, ma siccome noi proprio con il ministro le grandi multinazionali hanno la sede all'estero, quindi pagano le tasse all'estero, e dove andiamo a vedere in che paesi hanno la sede legale, sono paesi dove c'è una tassazione più bassa che rimane là, e in Italia non torna niente. Questo è un tema che tutta l'Europa si sta ponendo. Ci fermiamo l'ultima volta, vi prego, pochi istanti veramente, torniamo a parlare di questi temi, aspettiamo. Vigiana. Allora, do un aggiornamento, intanto vi ricordo il 351 1755 340, Ministro dell'Economia Gualtieri Bano ha escluso le voci sulla possibilità di attribuire ai datori di lavoro la funzione di sostituto d'imposta per colf e badanti, una fake news ha detto, e difeso l'impianto della prossima legge di bilancio sarà equilibrato e prudente. Come le stime sulla crescita dell'economia, che la Confindustria, condividendo l'impostazione della manovra, vede in modo più pessimista, cioè Confindustria non è che ci crede poi tanto, 0,6 poca roba, anche il taglio del cuneo fiscale non serve a niente, 2 miliardi e 7, minimo ci vuole il doppio, quindi 5 miliardi e 4, ma ci vuole una cosa di almeno 13-15 miliardi, ha detto il Presidente di Asso Lombarda, quindi Confindustria della Lombardia. Mandatelo perché non mi piacciono le bugie, ricordi di sinistra solo tasse, la destra le toglieva, la sinistra le rimetteva, perché questo è un messaggio un po', viva Lega, insomma, quindi. Allora, sulla riduzione delle tasse, quindi più tasse o più soldi in busta paga, perché questo c'è la preoccupazione, la rimodulazione potrebbe essere per 5 miliardi, ma questo è un che paese vuol dire... che sta morendo di tasse, questa è la verità. È un paese che sta morendo di tasse. Sì, e questi 2,7 che poi diventano 5,4. Perché voglio dire, alla fine abbiamo la tassazione più alta in Europa. Le imprese devono competere con il resto del mondo, dove mettono i dazi, hanno tasse più basse, e noi dobbiamo competere producendo e riuscendo a cavarcela. Io non so, i nostri imprenditori ormai sono alla canna del gas perché non ce la fanno più e hanno bisogno di tagliare il costo del lavoro. Con 2 miliardi e mezzo di taglio del costo del lavoro su 30 milioni di lavoratori, stiamo parlando di briciole che si intendono distribuire tra lavoratori e imprese. Questo purtroppo è un paese che ha bisogno di uno shock fiscale, ha bisogno di tagliare le tasse, ha bisogno di rendere più competitive le aziende e ha bisogno di farle pagare a chi oggi non le paga, e sono soprattutto i grandi gruppi che hanno la sede all'estero. Quindi oggi la fiscalità deriva tutti dai piccoli e medi imprenditori, i quali sono gli unici che sostengono l'Italia. Le grandi multinazionali, a partire dalla Fiat fino ad arrivare al grande mondo del web, praticamente hanno tutti quanti la sede legale all'estero, pagano le tasse all'estero
meno dell'Italia, portano la sede all'estero perché pagano meno tasse e in Italia non resta nulla, per cui bisogna colpire questi e ripartire, dare la possibilità alle nostre piccole e medie imprese di pagare meno tasse, perché questo è il grande problema. Dove troviamo i soldi? Tagliamo la spesa pubblica improduttiva, andiamo a prendere quei soldi che vengono spesi senza produrre ricchezza e ridistribuiamoli nel mondo del lavoro. Questa è la cosa che bisogna fare, perché sennò non ne usciamo. È una manovra coraggiosa. Io penso che questo governo, che purtroppo è fatto da tanti piccoli, medi partiti e deve quindi tenere un equilibrio che alla fine non so come riuscirà a farlo, non farà nulla di tutto questo, per cui l'Italia, se oggi cresce dello 0% del PIL, l'anno prossimo andrà sotto zero. Questo è il dramma, secondo me, che dovremo affrontare. Allora, intanto sapete che non c'è intenzione di estendere il regime forfettario a chi arriva a 100.000, ma si resta su quelli dei 65.000, le partite IVA, no? Che è una cosa che era stata sbandierata dal precedente governo, ma qui stanno studiando di estendere l'obbligo della fatturazione elettronica anche alle partite IVA che godono del regime forfettario sia ai minimi al 5% sia l'agevolato al 15%. Ciò per la lotta contro l'evasione fiscale e contro i falsi forfettari. Ma io credo che la trasformazione digitale, se vogliamo stare al passo con i tempi, al di là delle fatture, io parlo del tema della grande trasformazione digitale, cioè il mondo sta crescendo da quel punto di vista in maniera esponenziale. Noi pensiamo di rimanere indietro e scrivere sulla carta del formaggio, come diceva mio nonno o mio padre, pensiamo di stare competitivi nel mondo globale con tutte le forze in campo e soprattutto con una piattaforma commerciale che, come giustamente è stato detto qui a fianco a me, nessuna tassa per le badanti, gli 80 euro restano. Il ministro dell'economia in audizione in Parlamento spiega il bonus Renzi non sarà cancellato ma rimodulato. Ammazza con questa rimodulazione qua, poi ogni volta in attesa di una più generale riforma dell'IRPEF. Se c'è una diversità fra le nostre politiche in campo economico e di tassazione netta rispetto alla tassa piatta, cioè tutti pagano il 15, il 20, il 15 come sappiamo era anche quella una fake news gigantesca della campagna elettorale, quella della Lega è possibile. Era come le accisa, la stessa cosa, è la stessa cosa, la stessa capacità operativa, benissimo. Detta questa però diciamo un'altra cosa, c'è due impostazioni culturali diverse, almeno su questo i cittadini ci devono giudicare e io sono convinto che la proporzionalità che è scritta in Costituzione e che vuol dire che in un sistema comune, se siamo tutti dentro in una grande stanza, dobbiamo darci una mano e chi ha un po' di più versa un po' di più, chi ha un po' di meno dovrebbe non versare niente. Quindi io sono d'accordissimo nel dire che sotto una certa soglia non si pagano le tasse e poi si modula in base alla consistenza, cercando di abbassarle per tutti. Almeno questo dovrebbe essere rispetto alla capacità reddituale, tanto è vero che qui ci riempiamo la bocca, 80 euro sì, ma insomma in quel famoso 2015 sono stati messi, nessuno li ha avuto il coraggio ovviamente di toglierli, è l'unica vera abbassamento del cuneo fiscale in cui si sono aumentati gli stipendi a tutti i cittadini, ma a tutti i cittadini sotto i 1.500 euro, dobbiamo dirlo, non a tutti in maniera indiscriminata, quelli che avevano più bisogno di un aiuto, secondo me. E oggi, se facciamo un'altra ulteriore passettino in avanti, come ho detto io, con i piedi molto per terra, di un altro 40 euro, saranno anche quelli per quella platea. E dopo i sindacati dicono che è tutto il reddito di cittadinanza, è un altro tema che secondo me non so che intenzioni abbia il governo, però veramente anche sull'applicazione stanno emergendo delle situazioni veramente che al di là del principio, noi eravamo, come sappiamo noi negli ultimi 2 anni di esperienza eravamo per il REI, il reddito di inclusione, che secondo noi in un accordo serio con i comuni dal punto di vista tecnico funzionava un po' meglio. Guardi, Roger, le scrivono: solo dando l'autonomia al Veneto riuscirete ad essere più credibili della Lega e quindi votati anche dai veneti. Rispondo a questo gentile signore che sono stati 18 mesi e hanno prodotto un dossier enorme che adesso ho iniziato a vedere, in cui erano i ministri della Lega che non erano d'accordo sui commi dell'autonomia, perché adesso sta venendo fuori sta roba. È interessante che il ministro dell'agricoltura non era d'accordo sull'autonomia, dobbiamo dirlo, veniamo qui col dossier, lo pubblichiamo in queste trasmissioni, perché altrimenti anche qui continuiamo a raccontare balle ai cittadini. Io non ce la faccio più con le balle. E dico un'ultima cosa, allora noi di Bussetti lo dicemmo, un'altra poi cosa importante, ha ragione, noi abbiamo il sistema dell'impresa, ma io
sono d'accordo che dobbiamo avvicinare il cuneo e rimettere in moto le spese di investimento in tecnologia e in innovazione e quindi rifinanziare in maniera piena e forte Industria 4.0. Questa è la verità. Adesso vi leggo, vi prego, questo sms, a parte gli insulti che è orribile, non mi piace, via questo sms, ma comunque è sbagliato, non è che danno ai clandestini. Si discute dello ius culture, cioè chi è in questo paese e entro 12 anni ha fatto un ciclo di 5 anni nelle nostre scuole, non stiamo parlando di clandestini, vi prego, però perché sennò poi banalizza un po' tutto. Fake news, stiamo un po' sulle cose vere, dai, comunque siamo qui proprio per parlare di cose vere. Allora, aspetti, le leggo un'altra cosa. Con la manovra abbiamo cercato di essere quanto più espansivi possibile, ha spiegato Conte ai sindacati, che gli dicono che però i soldini del cuneo fiscale sono poca cosa. Inizialmente la rimodulazione, fate attenzione sempre a questa parola qui, a saldi invariati delle percentuali di IVA, però c'è una rimodulazione, se la rimodulazione la facciamo alzando magari determinati prodotti che sono di maggior consumo, è chiaro che entrano più soldini nello Stato, però insomma, bisogna vedere. La rimodulazione era stata immaginata per recuperare 5 miliardi di coperture che al momento ancora non avrebbero trovato una sostituzione certa. Una mano arriverà dalla stretta sulle false compensazioni di contributi INPS, da cui si attende 1 o 2 miliardi. Anche lì è un altro tema, anche quello sulle false compensazioni. Sono tutti giochetti che è uno Stato troppo complicato che dovrebbe essere semplificato, anche questa cosa che diciamo tutti, si fanno e che lasciano per strada tanti miliardi di euro. Questa è la verità, però io sono per dire che sull'IVA dobbiamo essere molto radicali. Da qui a fine anno in legge di bilancio sterilizziamo il casino che abbiamo trovato e che abbiamo ereditato, e intanto, punto. Dopodiché si fa un altro passaggio, però questo solo si fa negli anni a venire, e il passaggio che mi interessa a me è se abbiamo capito cosa ci hanno detto i nostri ragazzi. Lei dirà non c'entra niente, nelle manifestazioni del venerdì sull'ambiente, abbiamo capito qualcosa? Abbiamo intenzione di fare qualcosa oppure ce ne sbattiamo? Andiamo tutti alle manifestazioni e gli diciamo bravi, non facciamo niente. E quindi qui una politica industriale innovativa, per quello ho detto Industria 4.0, perché secondo me dobbiamo investire in ricerca e sviluppo, perché il nostro paese, le nostre aziende sono già straordinarie. Se gli diamo un po' di soldini per investire, magari riusciamo a mettere a terra devo dire, se è una delle soddisfazioni più grandi è che quando abbiamo governato quella cosetta lì ha funzionato bene. Io le aziende, ti garantisco, le ho girate e sono andato nelle aziende e ho visto iper e super ammortamenti, li ho visti fisicamente, ho visto le macchine tecnologiche che consumano meno e fanno prodotti da un punto di vista ecologico molto più compatibili. I nostri imprenditori riescono a cavarsela, l'iperammortamento possiamo scaricare al 250% per le imprese che investono in innovazione e 4.0. Ma questo dobbiamo indirizzarli verso un'innovazione che sia al passo con i tempi, che garantisca ai nostri ragazzi un futuro dignitoso dal punto di vista della sostenibilità quanto il nostro. Allora, su queste sono le partite vere che ci giochiamo, da un punto di vista anche industriale, e quindi è chiaro, è chiarissimo che quell'onestà che dicevo all'inizio è l'onestà di dire che tutto non si può fare, che chi vi ha promesso che faceva tutto, come avete visto, non ha fatto niente. E loro riescono a fare il tutto che promettono? No, noi facciamo quel poco che promettiamo, lo facciamo. Dice promettiamo poco, lo facciamo. Io ho chiesto di essere invitato dopo la legge di bilancio. Ditemi, fra quando? A dicembre? Gennaio, dopo la legge di bilancio. Così dopo la gente si renderà conto. Va bene, dai. Allora, grazie a chi ci ha seguito da casa, a chi è stato qui con noi. Ci rivediamo lunedì prossimo con Ring, da domani come sempre parlando di attualità a 20:10. Grazie, buonanotte da Ring. Buonanotte.